Benvenuti qui dal campo del Ribolla, da Pietro Piazza e da Sportisili per la prima giornata del campionato regionale allievi Under 17. A sfidarsi quest'oggi terzo tempo contro l'Academy Ribolla. Lancio lungo, colpo di testa del numero 4 del Ribolla, Manfredi Lo Piccolo. Attenzione al terzo tempo con il numero 24, il tiro fuori di pochissimo, conclusione a fil di palo da parte di Flavio Di Bella. Il calcio di punizione viene battuto, il tiro gol, la conclusione vincente del Ribolla che passa in vantaggio al minuto 19, l'esultanza del numero 9 che sembrava proprio uno dei migliori in campo, Barone, arginato dal centrocampo avversario. Questa è una bella verticalizzazione del Ribolla verso il numero 11 che salta gli avversari, il tiro, attenzione, e c'è il raddoppio dell'Academy Ribolla. È sempre lui, ha segnato nuovamente Salvatore Barone con la maglia numero 9, doppietta personale. 3 settimane per vedere il reale potenziale di questa squadra. Qua il Ribolla vince un contrasto, attenzione al numero 11 che segna, no, palo, il palo del numero 11 del Ribolla sembrava potesse entrare, poi ancora la palla esce di pochissimo. Ancora un pallone recuperato sulla tre quarti offensiva, Barone non tira, la serve e c'è il gol. E c'è il 3-0 proprio all'ultimo secondo del primo tempo, che ha giocatori abbastanza alti, quindi le palline attive potrebbero essere sfruttate. Il corner di Palazzotto è basso, attenzione, autogol, no, autogol del terzo tempo con l'autore dell'autorete sfortunata è Francesco Farina. Chissà che magari sia uno schema, vedremo cosa ne uscirà fuori. Chiama lo schema. Scordato il cross, gol, c'è lo schema effettivamente, gol 5-0, assist di Scordato da calcio d'angolo e la rete, il cross è molto buono, era venuta l'idea della rovesciata che però poi non è stata attuata. Occhio al capitano, bel triangolo, occhio, calcio di rigore netto in favore del Ribolla. È stato steso il numero 5, calcio di rigore. Allora abbiamo Tripiano contro Manna, il tiro gol è angolatissimo, il portiere individua l'angolo ma non riesce ad arrivare perché è calciato benissimo dei più. Attenzione al terzo tempo, niente, triplice fischio, non c'è neanche il recupero, l'arbitro decide di porre fine all'ostilità. Risultato finale: terzo tempo 0, Academy Ribolla 6.